Amici di Diretta Sport, siamo a Bono, benvenuti al Salvatore Ena. Da qui la voce di Mauro Guerrero e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres Bologna. È la 17ª giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C, con le squadre si sbrigano gli ultimi convenevoli nei pressi delle panchine. Il direttore di gara batte Cocco, spizza da Sara, la palla che rimane lì, Soggio! Ha segnato la Torres, ha segnato Veronica Soggio, 19° minuto del corso del primo tempo. Si sblocca il parziale al Salvatore Ena di Bono. Per il Bologna la chiusura in take di Congia, poi il diagonale incrociato di Antolini. Batte Gargan, il pallone sul... Parte Gargan col destro, allarga il braccio Campesi, rischiando un po', calcio di rigore per il Bologna. Ancora qualche secondo, parte Antolini, ha segnato il Bologna, ha segnato Marilyn Antolini, 9° minuto del secondo tempo. Torres 1, Bologna 1, il pareggio dagli 11 metri firmato da Marilyn Antolini. La non entrata Pallotta, attenzione il pallone per il numero 9 Cocchi, se l'ha girata molto bene contro la chiusura di Tola, palla a rimorchio per Cocchi che va via, destro di Cocchi, grande parata di Griffiths e Bologna vicinissima al punto del 2-1. Mastro Vincenzo ad accelerare la giocata del portiere inglese, fuori gioco di rientro di Ladu. Arriva il duello tra Gargano e Ladu, cartellino rosso per il numero 2 del Bologna, completamente perso la testa. Dovesse essere arrivata, ci siamo persi la segnalazione del recupero. Batte Casile sul secondo palo, il colpo di testa che si impenna e poi Pallotta da 0 metri. Trova lo scarico dietro per Ladu, limite dell'area, l'apertura per Campesi che va giù, non c'è niente, non fischia Torreggiani. Torres che prova a recuperare palla alta con Lombardo, non riesce a tenere in campo questo pallone protetto da Casile, fischia 3 volte Silvio Torreggiani. È finita al Salvatore Ena di Bono, è finita 1-1.